Bentrovati amici all'ascolto con questo primo appuntamento dei concerti d'inverno, un evento che da qualche anno noi portiamo in Catena di Villorba, una frazione della città di Villorba, nell'auditorium dedicato a Mario del Monaco. Questa sera, prima di iniziare il concerto, daremo spazio anche ad un video di una delle televisioni che propongono questo nostro spettacolo in tutta Italia, da nord a sud. Per l'occasione siamo in Campania con Lab TV 625 e questo è il contributo che ci hanno inviato. Buona visione. Salve a tutti, sono Antonella Oliviero, l'editore di Lab TV. Lab TV è un'emittente televisiva della Regione Campania, visibile sul canale 625 del digitale terrestre, ovunque in streaming sul sito labtv.net e sulla pagina Facebook. Lab TV nasce nel 2017 con l'idea di fare un'informazione legata ai territori, l'informazione locale. Consta di 2 redazioni, una in provincia di Benevento, quindi a San Giorgio del Sannio, dove ci sono anche gli studi, e una ad Avellino. Lab TV quotidianamente, tramite i suoi giornalisti, racconta i fatti di attualità, di cronaca, di cultura che appunto accadono nelle nostre piccole realtà. La TV locale ha un'importanza determinante per quella che è l'informazione nazionale, rappresenta un po' l'ossatura dell'informazione nazionale ed io sono molto contenta di questa iniziativa che abbiamo intrapreso, cioè quella di mandare in onda contemporaneamente agli stessi orari e negli stessi giorni dei contenuti che vengono prodotti e spero che questa iniziativa non si limiti solo al concerto di Capodanno, dell'Epifania, al concerto di Natale, ma vada oltre, perché quando più televisioni si mettono insieme e producono lo stesso contenuto fanno capire qual è l'importanza che hanno, perché spesso ci scontriamo con le grosse realtà, ma noi non possiamo, non abbiamo gli strumenti, non abbiamo i mezzi per poter competere con loro, ma abbiamo la possibilità di raccontare ciò che accade nei nostri territori e che i grandi non fanno. Quindi mi auguro davvero che questa iniziativa possa protrarsi nel tempo e possa dare a noi e ai nostri telespettatori grandi soddisfazioni. A presto! E prima di iniziare con la parte musicale, con il concerto, è il caso di dare la parola per un saluto al sindaco di Villorba, l'avvocato Marco Serena, che da qualche anno ci ospita in questa manifestazione. Buonasera a tutti. È con piacere che anche quest'anno rinnoviamo l'appuntamento con l'Associazione Culturale Veneto 1 e che offriamo questa rassegna di meravigliosi concerti qui nell'Auditorium Mario del Monaco di Catena. Anno particolare quello che ci lasciamo alle spalle, ma io sono convinto che la musica, la bellezza e la cultura siano la chiave e la risorsa che noi italiani dobbiamo spendere per ripartire con convinzione. Con questa sicurezza auguro a tutti un buon 2021 e ripasso il microfono a Roberto Ghizzo. E dopo il saluto del signor sindaco, l'avvocato Marco Serena, uno sguardo al programma di questa serata. Iniziamo con Wolfgang Amadeus Mozart e la sua sonata numero 29 KV 305. Dopodiché di Niccolò Paganini il cantabile.
Si proseguirà con Franz Schubert e la sonatina opera 137 numero 3, Indy di Anton Dvorak, l'Umoresque opera 101 numero 7, di Frédéric Chopin la Mazurka opera 68 numero 3, dopodiché per piano solo ancora di Frédéric Chopin lo studio opera 10 numero 5, di Béla Bartók le 6 Romanian Dance, infine di Johann Brahms lo scherzo dalla sonata Fae. Ed eccoci alla parte musicale, al duo Enidra. Enidra significa nascere dall'acqua, sono le piante che nascono dall'acqua. Sabina Bakoldina in verità nasce a Mosca, capitale della Russia, mentre Aredion è nato a Fier in Albania, ma musicalmente e nella vita entrambi nascono proprio a Venezia. Sabina Bakoldina si è laureata in violino con il massimo dei voti al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, come esattamente Aredion, per quanto riguarda appunto il pianoforte. Al suo talento anche la lode e la menzione speciale. Il duo Enidra. Durante il soggiorno a Mannheim, Mozart prese conoscenza dei duetti per violino e pianoforte del maestro alla corte di Dresda, Johann Schuster, e li trovò interessanti, tanto da scrivere alla sorella di avere intenzione di comporre un tipo di musica adatta a valorizzare le qualità del violino e del pianoforte nel rispetto delle caratteristiche tecniche dell'uno e dell'altro strumento. Nacque così la sonata K305, costituita da 2 soli movimenti e improntata ad una festosa allegrezza giovanile, allegro di molto e andante grazioso, quest'ultimo formato da 6 variazioni con dialoghi tra violino e pianoforte.
Il cantabile in re maggiore, presumibilmente composto per un'occasione speciale, è un pezzo che combina il fascino melodico con l'assoluta fedeltà alla forma e, sebbene di carattere completamente strumentale, possiede ancora la linea aggraziata tipica delle cavatine operistiche del suo tempo. Risveglia i ricordi di Bellini e di altri compositori di quel periodo.
La sonata in sol minore, opera 137 numero 3, si apre con il primo movimento allegro, giusto con un giocoso scambio di ruoli tra prima parte e accompagnamento. L'andante, invece, sembra un chiaro omaggio a Mozart, particolarmente alle sue sonate per pianoforte, così come il minuetto che ci rammenta le sinfonie giovanili di Haydn. Il conclusivo allegro moderato per raffinatezza melodica ci accompagna nei salotti della Vienna dell'adolescente Schubert. Il modello di riferimento sono sicuramente le sonate di Mozart, ma la brillantezza di alcuni passaggi ricorda anche la musica pianistica di Weber.
Dvořák passava l'estate con la famiglia in Boemia e iniziò con queste idee inedite a comporre un ciclo di composizioni brevi per pianoforte. Nel 1894 Dvořák abbozzò la prima Umoresque in Si maggiore, che oggi è la numero 6, e via via continuò il ciclo. Questa raccolta divenne molto popolare, in particolare la Umoresque numero 7, che sentirete, in cui Dvořák trasforma i paesaggi e le vecchie città boeme in musica. La Mazurka Opera 68 numero 3 di Chopin la si può definire un riassunto del dialetto musicale polacco. Sentiremo danze popolari, voci di contadini, allusioni a strumenti paesani, un ripetersi della frase iniziale di carattere folcloristico. Il primo tema sottolinea con energia un ritmo binario, quasi una marcia. Il trio invece sembra alludere a dei flauti di campagna.
Lo studio Opera 10 numero 5 di Chopin, più che uno studio, lo si può definire uno scherzo, ma non nel senso di genere musicale, ma nel senso di originario gioco, di burla. Liszt lo definì improvvisazione piccante e noteremo il carattere diverso degli altri studi dell'Opera 10. Sottolineiamo la difficoltà di questo studio con la scelta del compositore di usare solo i tasti neri del pianoforte, quasi si trattasse di una scommessa, vinta da Chopin, che ricavò questa sostanza musicale da solo 5 note. Un esempio dell'intelligenza e del gusto del Bartók folcloristico si può cogliere nelle 7 brevi danze popolari rumene composte per pianoforte nel 1915 e trascritte poi per orchestra nel 1917. Sono componimenti piacevoli e musicalmente estroversi nei loro ritmi caratteristici, rispettosi dei costumi della comunità e della regione di origine. Yakul Ku Bata, danza del bastone, Braul, danza della fascia, Pelok, danza sul posto, Bucemeana, danza del corno, Porga romanesca, polka rumena, Murantel, danza veloce e Muraltel ancora, danza veloce.
Johann Brahms, sonata a Faè. Questa particolare sonata è scritta in collaborazione con Albert Dietrich e Robert Schumann, di cui Johann Brahms compose lo scherzo. Si tratta della sonata Faè del 1853, che i tre compositori completarono in soli 10 giorni con l'intento di fare un omaggio sorpresa all'amico Joseph Joachim, giovane violinista di grande talento, che avrà un ruolo considerevole nella diffusione delle opere violinistiche di Brahms.